L'appello è un segnale forte ed importante per richiamare l'attenzione della politica, ma anche della gente comune, al fatto che per continuare ad avere i servizi di welfare per la disabilità, per la salute mentale, per gli anziani, per i minori, per le dipendenze, per le donne vittime di violenza, per l'emarginazione adulta grave, è evidente che serve un investimento importante e l'investimento lo può fare solo destinando risorse la politica. Il mondo del sociale in Veneto conta su una lunga tradizione ed è uno dei pilastri nella gestione del welfare regionale e in vista delle elezioni d'autunno ANFAS, Confcooperative Federsolidarietà Veneto, Lega Coop e Uneba Veneto lanciano il progetto Agenda Sociale 2025-2030 con l'obiettivo di far entrare nei programmi della politica il tema della sostenibilità dei servizi socioassistenziali e sociosanitari. Abbiamo chiesto per mettere in equilibrio il sistema alla Regione del Veneto un incremento di 85 milioni di euro nel triennio 2024-2026, ne sono stati riconosciuti 55, ne mancano 30. È evidente che questa somma importante non consente il mantenimento dei servizi con la qualità che oggi abbiamo. In più si aggiungono tutti i nuovi servizi e i nuovi bisogni che i cittadini e la comunità stanno manifestando e a questi non sono riservate risorse sufficienti per poter dare una risposta sufficiente e significativa a tutti coloro che lo richiedono. Il welfare veneto oggi rischia un collasso che potrebbe colpire migliaia di famiglie che quotidianamente vivono serie di fragilità e disabilità. I costi di gestione per le strutture del privato sociale infatti sono aumentati e serve un sostegno con i fondi della regione. Questo è l'appello delle 4 organizzazioni che in Veneto rappresentano la maggioranza delle strutture dedicate ai bisogni delle persone con disabilità o con problemi di salute mentale, dipendenze o gestione dell'invecchiamento.